si è fermato e ha cacciato a terra, indietro. Non sembrava un arresto cardiaco, sembrava svenuto. Dopo la professoressa è andata là e cioè, che non sembrava grave. E poi ha chiamato un altro professore e ha cominciato a fargli il massaggio cardiaco e là cioè, si è capito che era una cosa grave. La morte è avvenuta in diretta, sotto i loro occhi da adolescenti, nessun filtro, solo la cruda realtà. Molte le aule che danno sul campo da calcio dove Sucrai si è accasciato ed è stato subito soccorso, compresa una manovra con il defibrillatore, prima che la vicina ambulanza dell'ospedale di Castelfranco arrivasse. Io, siccome ero nel piano terra, riuscivo a vedere tutto quanto a sinistra, siccome era là. Alle 12:22 la scuola ha osservato un minuto di silenzio. Proprio nel momento in cui Sucrai è espirato, anche i docenti non si danno pace. Il dolore è tanto e non riusciamo a trovare una spiegazione, ma io credo che in questi momenti particolari, tragici della vita, spiegazioni non ce ne sono. Sono naturalmente rimasto di sasso rispetto a questa cosa, ma dovrebbe essere il luogo della sicurezza, della tranquillità, e invece poi l'imprevisto è in agguato. Sul campo da calcio oggi il sole strideva con l'animo degli alunni del Barsanti. Dispiacere perché aveva solo 14 anni, è giovane.